Salve a tutti ragazzi, buona serata. Domani il tempo sull'Italia, ragazzi, sarà abbastanza stabile su tutta l'Italia. In effetti ci sarà qualche, diciamo, precipitazione ancora sparsa su Puglia, Calabria e Sicilia primo pomeriggio, quindi diciamo che domani su tutto lo stivale il cielo sarà soleggiato, al massimo poco nuvoloso, quindi domani sarà una giornata di tregua, ragazzi. Nel pomeriggio forse qualche rovescio sui settori più centrali della Sardegna, ma in generale, ragazzi, domani bel tempo su quasi tutta l'Italia. Un po' le temperature sono crollate, ma di poco, ragazzi, quindi nulla di che. Ciao Domitilla, buonasera. Quindi diciamo che a finale le temperature saranno quelle che ci sono adesso. Non è che cambierà chissà che, però a finale non è come avevamo detto, oppure avevano detto parecchi meteo che il tempo sarebbe davvero peggiorato, un crollo termico, così avevano detto, ma tutti i meteo, no? Uno sì o l'altro no, ma tutti quanti parlavano di questo famoso tracollo termico, avevano fatto credere davvero che sì, sì, allora, si sta meglio, non si mette in dubbio, però a confronto, ciao Cuore Nero, a confronto a tre a come avevano parlato, mi aspettavo qualche cosa diciamo in più. In effetti qui sì, ha fatto due gocce d'acqua, ma si è rinfrescato un poco perché forse la temperatura si è abbassata, ma non grazie all'acqua, ma perché si doveva abbassare un poco, si sta bene questo sì. Invece il weekend dicono che ci sarà qualche sorpresa, speriamo bene che sì, sì, in effetti dicono dal 24 in poi, per il fatto anche dell'uragano Umberto che si accinge ad arrivare in Italia, in effetti può darsi che indirettamente arrivano queste perturbazioni indirette, diciamo, di questo uragano che, diciamo, sta viaggiando verso l'Europa, in effetti dovrebbe colpire, perlomeno stando alle prime, diciamo, proiezioni le isole britanniche, anche se non hanno escluso che potrebbe cambiare direzione. Questo l'ho detto già stamattina nel video di proprio dell'uragano Umberto, però anche se non fosse così, viene a trovare Umberto, ci viene a trovare, solo lui ci manca, poi stiamo a posto. Quindi diciamo che è anche una conseguenza indiretta, cioè che anche se andrà sulle isole britanniche, però porterà diciamo questa ventata di maltempo sull'Italia. No, 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 non sono assonnato, no, ma mi sono piato il caffè, no. No, per il mal di gola, la verità, mi sono preso, diciamo, alla fine la vitamina C, poi per la febbre mi sono preso la tecrepirina, mi sono preso le compresse effervescenti, diciamo, per abbassare, diciamo, la febbre, ma poi niente più in effetti. La vitamina C, io ho la vitamina C a polvere, diciamo, proprio, perché ogni tanto faccio quella specie di cura di ascorbato di potassio, quindi c'ho il bicarbonato di potassio, c'ho la vitamina C e c'ho il ribosio. In effetti l'ascorbato di potassio si devono unire tutte e tre queste, diciamo, polverine, chiamiamole così, per avere l'ascorbato di potassio, che è a scopo preventivo e, diciamo, tanti anni fa è stato usato anche contro i tumori. Il famoso chimico che l'ha inventato, diciamo, è Valsepam Pandellini. Diciamo che si è preso tre volte. No, forse il cellulare, non lo so, forse non sono. Forse il cellulare che il microfono, diciamo, non si sente più, diciamo. No, no, sto bene io. Michele che non sta tanto bene, che forse c'ha mal di gola oppure c'ha un po' di febbre, diciamo. Quindi diciamo ragazzi, sabato 21 settembre ancora bel tempo, dicono. Poi forse domenica una perturbazione. Ciao Alessandra. Non ha cominciato a mangiare, ci sta Francesca.
dopo che incomincia Francesco e facciamo la notte qua. Quindi diciamo ragazzi che da domani e fino a domenica il tempo sarà normale, non farà caldo, diciamo non farà neanche freddo in effetti, quindi diciamo che sarà stabile in effetti, quindi dobbiamo aspettare un po' più là per un po' di maltempo, quindi non ci sta niente da fare, non lo sapere proprio io, e oramai è una maledizione che ci sta proprio, non lo so perché a momenti siamo quasi a ottobre e manco per la testa qua incomincia a piovere proprio. Oggi ha fatto 4 gocce, è vero che il tempo diciamo la temperatura è abbassata un poco, però guarda, ieri mi ha mandato il ragazzo, quello che mi ha mandato le foto, Marco che vuoi, mi ha mandato il temporale che ha fatto a Piacenza. Sì, sì, l'ho preso. Ho fatto una bella tazza di caffè poco fa. Mi ha mandato un video di un temporale, ti dico, mamma mia, ma era bellissimo. Guarda, lampi, tuoni, non si capiva niente. Mi stavo di stare un film, sai, di paura quando iniziano. Uguale proprio, ho detto, mamma mia, è bello. E ci te tu scappa da lì. Ma davvero una cosa. Sì, sì, non mi piace, mia mamma gli piace, il ginseng no, no. Mio fratello e mia mamma lo prendono quando andiamo al bar, ginseng, orzo macchiato, no, no, caffè, caffè. No, la verità, mamma, è come l'orzo. Sì, sì, guarda, questo ragazzo mi ha mandato questa, ma giusto 20 secondi di maltempo, ma ti giuro, Lupus, no, no. Il ginseng non mi piace proprio, ti giuro, non lo sopporto né l'orzo né il ginseng, è una cosa più forte di me. A volte quando andiamo a bar, ma che più caffè, caffè, orzo macchiato e ginseng, no, 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 a me il caffè, oppure caffè macchiato, ma non altre no, cose no, difficilmente. Una volta ho provato l'orzo, no, non è per me. Quindi diciamo ragazzi che per tutto il mese. Ah, lo puoi fare tramite la mia email, in effetti, Alessandro. La mia email la trovi, è facile da finale. La trovi sulle informazioni su YouTube, ci sta l'email, vai a vedere, la mandi lì. Oppure su Messenger va bene, uguale, non cambia nulla, figurati. Puoi mandarla anche lì, sì, figurati. In effetti, ragazzi, mi dispiace, ma questa settimana, perlomeno questo fine settimana, il tempo sarà stabile, quindi non piove ragazzi, mettiamoci l'animo in pace. Ieri è. No, no, è proprio il ginseng che stiamo bisticciati proprio, guarda. È il sapore che non mi piace, non lo so. Quindi diciamo che ragazzi sarà. Sì, lo so, solo io tu mi hai detto come mandarti le foto, io pensavo le volevi le mail, figurati, per me è uguale, perché anche con Marco Gameaway, uguale me le manda su Messenger. Anzi no, lui me l'ha mandato sulle mail, poi dopo mi ha mandato su Messenger questa qua del fulmine qua. Vabbè, per me lo puoi mandare sia lì che lì, non ci sono problemi, figurati. In effetti pure le foto quelle là dell'universo, quello delle UFO me le ha mandate pure lui, in effetti. Che poi le ho mandate a vedere dai ragazzi, quelli di astronomi. Che poi mi hanno regalato delle foto, grazie a loro, diciamo dell'astronomia, per fare video diciamo sul meteo. Piacenza era, lui abita a Piacenza, abita, ma proprio un temporale davvero esagerato. Perché ieri avevo detto che stai facendo di bello, se avevi visto, diciamo, qualche cosa, quando vi dico, sì, Piacenza, quando ci fu, aspetta, ti faccio sentire,
Ti faccio sentire solo l'audio, se riesco a fartelo sentire. Allora, fai vedere dove sta. Marco che è un sta qui. Ti faccio sentire solo l'audio del maltempo. Caro Giuseppe, dimmi se è un temporale normale. Non sono più come quelli di una volta, guarda che roba strana, guarda. Cioè, non è normale una roba del genere. Guarda. Hai sentito com'è forte? Proprio un temporale pazzesco proprio. Proprio nel video che non posso mettere ci sta proprio un casino davvero proprio da paura proprio in effetti. Ma pioveva di brutto, ti giuro, mi ha mandato questo, diciamo, sì sì è reale, sì sì. Mi ha mandato questo, diciamo, questo audio, ma proprio pazzesco in effetti, guarda, proprio, io non ci potevo credere, guarda. Caro Giuseppe, dimmi se è un temporale normale. Non sono più come quelli di una volta, guarda che roba strana, guarda. Cioè, non è normale una roba del genere. Guarda. A Piacenza, ragazzi, in effetti. Cioè, mi ha mandato quest'audio proprio, ma ho detto beata a te, ho detto, ma qua non fa un po' di pioggia, ho detto un po'. Questo proprio qua ci stava la terza guerra mondiale in questo. Quello ha detto, avete sentito come ha detto Giuseppe, secondo me non è normale questo maltempo, ma ha ragione. Proprio si vedono proprio fulmini, saetti. Ma proprio una cosa pazzesca, guarda. Bah, non lo so, ma è così ragazzi comunque. Al finale fa paura. Lui stava a Piacenza più o meno. Quindi diciamo che da me che, ma che ha fatto tutto quattro gocce ha fatto. Poi è terminata subito subito. Invece lui mi aveva detto Giuseppe ma che tempo fa da te? Guarda, io ho detto ma qua da me proprio ho detto non fa nulla in effetti. E lui mi ha fatto sentire l'audio, ho detto un culo, che ti sta facendo questo poco. Quindi proprio una cosa pazzesca, bah. Proprio, ma si sente ragazzi, proprio quei temporali fatti proprio come si deve, come questo, diciamo, questo sfondo dell'immagine, che arrivano tutti sti fulmini, che è una cosa bella, diciamo, finalmente, un po' di invece qua sono 2 mesi che a momenti. Sì, sì, Lupus, ma ti dico una cosa, ma a parte gli scherzi, ma mo diciamo che incomincia qua a piovere un po', qua fare un casino davvero esagerato, sai perché ci sta troppa energia accumulata, quindi mo che succederà questa cosa, non gli a mangiare, Alessà, mi raccomando però, ogni volta che tu devi scappare via, mi preoccupo. Lupus, ferma quello, ferma, ferma Alessandro. Sta scappando, mo la troviamo nel frigorifero, ragazzi. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, ci sentiamo dopo con un altro video. Quindi mettetevi l'anima in pace ragazzi, domani è sabato. No, eh sì, l'ho stoppato io, in effetti quello dura 14 secondi, in effetti. Ciao Sofia. Ci sentiamo dopo per qualche altro video, vediamo che notizia mettere, qualche cosa di più particolare, vediamo un po'. Adesso ho fatto questo qua per il fatto del meteo per domani, ma e te pareva, mamma mia, le sa si fierre. Sì, sì, vado a mangiare una pizza, vado a mangiare una pizza. Ragazzi, aiutiamo a Francesco a fare la dieta, quindi non mettiamo tutte queste cose belle da mangiare. Ciao ragazzi, ci sentiamo fra poco, ciao.